Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi abbiamo un tempo un pochino nuvoloso, ieri era comparso anche un bellissimo sole, comunque si sta bene, dai, siamo intorno ai 15-16 gradi e andiamo avanti così. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo regionale, Sara Foscolo. Ciao Sara, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Buongiorno a te Sara, dove ti trovi in questo momento? Sono a Pietra, anche qua è nuvoloso, però per essere il 15 di gennaio non ci possiamo lamentare, dai, la temperatura non è freddissima. Allora, partiamo subito da quello che è successo martedì scorso, un paio di giorni fa, in Consiglio regionale della Liguria, perché l'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità un ordine del giorno della Lega che in sintesi boccia il progetto del nuovo parco eolico con pale addirittura alte circa 206 metri nei comuni di Murialdo e Osiglia, proprio in provincia di Savona. Questo ordine del giorno è stato firmato da te per prima, poi ha ricevuto anche l'assenso e la firma, la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi politici dell'Assemblea legislativa della Liguria. Mi sembra un ottimo risultato, anche perché il territorio del Savonese oramai è già eccessivamente saturo di queste pale eoliche. Nessuno è contro l'energia pulita, però mi sembra che siamo oltre l'89% della produzione di energia da pale eoliche avviene proprio nel tuo territorio, Sara. Esatto, quasi il 90% dell'energia prodotta da pale eoliche è prodotta in provincia di Savona. Adesso da parte del Ministero c'è questo nuovo progetto di realizzazione di questo nuovo parco eolico, che è praticamente un monte che si chiama Camulera, che va a insistere sui comuni di Murialdo e Osiglia, ed è una zona particolare, si chiamano zone speciali di conservazione, ZSC, che sono particolari per la biodiversità e per tutto. Visto che il termine per la presentazione delle osservazioni, ci sono già state osservazioni ovviamente contrarie da parte dei comuni di Osiglia di Murialdo, da parte di provincia di Savona, il termine appunto era il 14 di gennaio, quindi ieri c'era l'urgenza di presentare anche da parte di Regione Liguria un documento che esprimesse quantomeno perplessità sulla realizzazione di un nuovo parco eolico in quel sito, con pale alte 206 metri, quindi 6 aerogeneratori, quindi è un po' impattante per quell'area. Spero che il Ministero tenga conto anche di queste osservazioni. Io nell'ordine del giorno ho messo tutte le perplessità, compresa anche storicamente la presenza di una lapide che ricorda un eccidio di partigiani che c'è stato in tempo di guerra su quel monte. Quindi spero che il Ministero ne tenga conto. È stato firmato da tutti, perché questi ordini del giorno che si presentano in Consiglio li chiamiamo fuori sacco, non vengono discussi, ma possono essere presentati e approvati solo con la firma di tutti i capigruppo o comunque di un membro di ogni gruppo consigliare. Dove c'erano dei savonesi, ovviamente me l'hanno firmata dei savonesi, perché è una questione della provincia di Savona. Credo che siamo tutti favorevoli all'energia pulita, ma la provincia di Savona ha già pagato abbastanza per l'energia pulita, quindi credo che vadano considerate altre zone e altre soluzioni. Ecco, senti, in questo caso quindi il danno ambientale supera di gran lunga i benefici. Il danno ambientale supera di gran lunga i benefici della produzione di energia.
Quindi so che anche l'onorevole Bruzzone è contrario a questa realizzazione di questo, oltre ad altre che sono già state a progetti che sono già stati presentati in passato, ma perché credo che vada a impattare troppo su quel tipo di area, proprio per la conformazione territoriale, per la peculiarità di quel territorio. Ecco, dicevamo all'inizio, nessuno è contrario all'energia pulita, ovviamente, energia pulita tra virgolette, però quando ci sono questi impatti ambientali in un territorio già eccessivamente saturo o vessato, ecco, da queste pale eoliche, sinceramente diventa un po' un problema, come hai ben sintetizzato te. Cambiamo pagina perché abbiamo ancora 3-4 minuti a disposizione con te. Rimaniamo sul tuo territorio, perché proprio sul tuo territorio sta venendo fuori un po' il tema delle spiagge libere, delle nuove concessioni demaniali, il discorso Bolkestein. La Lega si è sempre schierata a favore degli imprenditori, delle imprese balneari che spesso, soprattutto qui in Liguria, sono a conduzione familiare e portano avanti una lunga tradizione del settore. Ci sono delle novità, ecco, si vogliono sostanzialmente ampliare le spiagge libere per ridurre quelle gestite dai balneari, in modo tale che non vengano poi le multinazionali sulle spiagge della Liguria, però dall'altra parte mi sembra che gli imprenditori balneari su questo non ci sentono tantissimo, giustamente credo anche. Sì, allora vabbè, il problema della Bolkestein ormai è un problema annoso. Io ricordo ancora quando ero a Roma che venne un giorno in Parlamento proprio il signor Bolkestein, il quale aveva detto che era stupito che la sua legge avesse interessato le concessioni demaniali, perché il suo intento non era quello. Posto che poi ormai l'iter era stato avviato e quindi si è dovuto arrivare a una soluzione, adesso dovranno andare a bando le spiagge, i sindaci si stanno muovendo, ma si stanno muovendo sia per tutelare il litorale, ma sia per tutelare anche le imprese balneari. Ora, quello che sta succedendo oggi è che mentre ci sono comuni, non voglio far polemica, ma comuni governati dal centrodestra, che ancora si stanno confrontando con le associazioni, con Regione, perché tra l'altro la Bolkestein dice che il 40%, l'applicazione di questa Bolkestein, l'interpretazione di questa Bolkestein è stata che il 40% del litorale deve essere di spiagge libere, mentre alcuni sindaci si stanno ancora confrontando anche con Regione per vedere se si possono avere delle deroghe, delle diminuzioni delle percentuali. Alcuni sindaci, e in particolare nell'occhio del ciclone in questi giorni c'è il sindaco di Spotorno, quindi una giunta di centro-sinistra, ha deciso che farà il 40% di spiagge libere, riducendo ovviamente, eliminando uno stabilimento balneare che in questo momento è privato, quindi con un esproprio, e diminuendo la dimensione di altri 9 stabilimenti balneari. Quindi puoi capire che in questo momento contro l'amministrazione di Savona i sindacati dei balneari e le associazioni dei balneari si stanno un po' preoccupando, perché comunque non dimentichiamo che in primis le imprese balneari danno lavoro, perché d'estate danno anche molti posti di lavoro, ma giustamente come si stanno preoccupando anche altri sindaci, e penso anche al sindaco di Alassio, altra amministrazione di centrodestra, il problema delle spiagge libere poi comporta anche un problema di sicurezza, perché purtroppo d'estate le cronache locali parlano anche di problemi di sicurezza all'interno delle spiagge libere, quindi ci sarà poi un problema di controllarle anche queste spiagge libere e di gestirle in qualche modo. Credo che l'amministrazione di Spotorno sia stata un po' troppo frettolosa a fare questo balzo in avanti, cercando di risolvere un problema che invece ne creerà degli altri sicuramente. Ora, la Lega si è sempre occupata di questo problema e si è sempre confrontata soprattutto con gli operatori del settore. Ancora domani mattina io e l'assessore Paolo Ripamonti incontreremo i balneari di Spotorno, che sono quelli che in questo momento sono quelli penalizzati da questa delibera della giunta di Spotorno.
ma abbiamo anche cercato a Roma di porre rimedi a questa Bolkestein. Penso anche al decreto Centinaio, ad esempio, che aveva cercato di mandare più in là possibile la scadenza delle concessioni. Poi purtroppo il governo finito, non è stato fatto un decreto attuativo e quindi siamo rimasti lì di nuovo in balia di questa Bolkestein, di questa spada di Damocle che incombe sugli stabilimenti balneari. Speriamo che ovviamente i sindaci non devono essere lasciati da soli, perché in questo momento la palla ovviamente resta ai sindaci, però credo che, come in tutte le questioni, il confronto con il territorio e soprattutto con chi lavora, quindi in questo caso gli stabilimenti balneari, gli operatori del settore, sia fondamentale, che è sempre stata la politica della Lega, cioè quella di confrontarsi con chi è sul campo. E in tal senso domani tu hai un incontro, è già previsto un incontro, mi sembra. Sì, andremo con l'assessore Ripamonti, che anche lui a Roma si era sempre occupato di questa Bolkestein. Andremo a incontrare gli attuali gestori degli stabilimenti balneari di Stotorno. Sul territorio. Perfetto, allora ti ringraziamo, ti auguriamo. Il fatto che il sindaco di Stotorno oggi si giustifichi dicendo che non vuole che arrivino le multinazionali mi sembra un po' un'arrampicatura sugli specchi, a mio avviso, perché anche se ne hai tolte 9 ti possono arrivare nelle altre. I bandi vanno studiati pensando anche a delle compensazioni, a dei criteri che non vadano a penalizzare ovviamente i privati, cioè, mi sembra un po' che si stia giustificando, perché in questo momento ovviamente gli è andato addosso. Molto chiaro. Speriamo che vada bene per i nostri imprenditori balneari, che sono parecchi ovviamente, qui in Liguria sono le nostre splendide spiagge, e per il momento con te abbiamo concluso. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Sara. Ciao a tutti, buon lavoro Fabrizio. Ciao, grazie ancora al nostro capogruppo regionale Sara Foscolo, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Ciao Armando, ci sei? Ciao Fabrizio, e un saluto e un buon anno a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie mille. Dove sei in questo momento? Sei a Valle Crosia o sei Oggi sono sul territorio perché martedì ho fatto tutto il percorso del Consiglio regionale, commissioni e vari incontri. Ieri sono stato a Roma in missione dal Ministero della Funzione Pubblica per comprendere alcune pratiche di interesse regionale, provinciale, comunale, entrando in sera molto tardi, e quest'oggi sono sul territorio a operare, considerando che oltre ad essere consigliere regionale continuo a svolgere la mia attività di libero professionista. Allora ascolta, io con te volevo un po' affrontare innanzitutto il tema del referendum, perché anche a Genova e credo anche nell'Imperiese ci sono già formati i comitati del sì e i comitati del no. Ovviamente stiamo parlando del referendum sulla giustizia. Parto dal caso di cronaca eclatante proprio di ieri, questa bambina di 10 anni stuprata, rimasta incinta purtroppo nel centro di accoglienza, un 29enne bengalese condannato a 5 anni, soltanto 5 anni. Il giudice ha riqualificato le accuse in atti sessuali con minorenne e c'è stato ovviamente lo sdegno dei parlamentari leghisti, una forte presa di posizione. Forse ci sarà anche un'ispezione, ma aspettiamo le motivazioni di questa sentenza incredibile. Ma poi ci sono tantissime altre sentenze di mala giustizia, anche che riguardano proprio anche l'amministrazione del territorio, e volevo in tal senso una tua testimonianza, perché tu alcuni anni fa sei stato costretto a dimetterti da sindaco di Valle Crosia nell'Imperiese,
e poi per un nulla di fatto, ecco, per un buco nell'acqua. Io credo questo, che tra l'altro la domanda è molto importante in un momento storico molto importante. Credo che recentemente qualcuno ha voluto fare, diciamo, in modo molto semplicistico, come se fosse una pratica di tifoseria. Io voto sì, tu voti no. Qua parliamo del rispetto costituzionale, del rispetto della democrazia e della libertà delle persone. Perché in realtà la riforma che è stata pensata è perché sono tanti anni che taluni, pochissimi magistrati politicizzati utilizzano o quantomeno esercitano la loro professione in modo impunito, per cui se poi le sentenze sono sbagliate o se delle persone finiscono in carcere, si suicidano, perché poi quella sentenza è una sentenza fatta non con attenzione ma per altre motivazioni, qualunque esse siano, sicuramente questo rappresenta una violazione puntuale della Costituzione. Qui dobbiamo ragionare che la modifica della Costituzione non è contro i giudici, ma è a favore delle persone oneste, delle persone che in modo errato subiscono dei processi che poi risultano che sono processi o mediatici, o processi politici, o processi faziosi. È chiaro che in queste settimane stiamo leggendo e stiamo vedendo tanti casi, dalla legittima difesa che non viene interpretata nel modo corretto, da azioni di persone che dovrebbero essere espulse con atti che sono risultati ovviamente con condanne in primo e secondo grado e guarda caso non sono stati poi messi nei registri dei tribunali che dovevano essere espulsi, quindi non risultavano nella parte informatica che queste persone erano persone recidive. Il sottoscritto è citato velocemente, sono totalmente, ovviamente non soltanto perché sono un tesserato della Lega, ma perché come sindaco nel 2011-2012 fui, diciamo, uso un termine, infilato in una procedura particolarmente complessa. Mi arrivarono 6 carabinieri in casa senza aver fatto nulla. Fu fatto da parte del PM di allora una idea che 3 sindaci fossero, diciamo, vicini a dinamiche malavitose. A quel punto, siccome sono uomo dello Stato e essendo un uomo dello Stato ritengo che faccio parte della macchina dello Stato, ho dato le dimissioni perché ho voluto che il PM verificasse chi fossi io. Dopo 3 anni e mezzo il PM ha archiviato su sua richiesta, ho messo l'avvocato, non ho fatto un accesso in un tribunale, non ho fatto un accesso dei carabinieri, nulla, perché non c'era nulla, e archiviato la mia posizione perché il fatto non sussiste. Ma a me, di 3 anni e mezzo con 2 bambini piccoli, chi me le ridava? Se fossi stato debole caratterialmente mi sarei suicidato. Invece ho retto, perché credo nel concetto dell'onestà, sono stato, io ho dichiarato in allora, se verrò dichiarato estraneo a tutti i fatti, quindi il PM quando lui stesso chiede l'archiviazione vuol dire che ha preso atto che non c'è nulla, è quasi un gioco. Quando ho chiesto come mi devo comportare, se posso chiedere un risarcimento, no, non chiedere risarcimento perché tu sei un professionista, non sai cosa potrai andare incontro. Quindi sono stato lì, a quel punto mi sono ricandidato, ho rivinto 2 volte le elezioni da sindaco, sono diventato vicepresidente della provincia, oggi sono consigliere regionale. Ma quanti in Italia hanno la forza di resistere? Per questo sono convinto che questa scelta di questo referendum ed altre scelte non siano politiche, non siano di parte, siano scelte nel rispetto della democrazia e della libertà delle persone. E sono scelte anche, come dicevi tu giustamente all'inizio, a favore delle persone oneste che talvolta o spesso, io direi più spesso rispetto a talvolta, finiscono nel tritacarne della mala giustizia, che questo è un problema che bisogna risolvere. Questo è un passo in avanti che sta facendo il governo, anche grazie alla Lega, per i cittadini onesti, perché bisogna piantarla con questo sistema e soprattutto, secondo me, bisogna piantarla con il fatto che i magistrati, taluni magistrati che sbagliano, non pagano mai. Ma cambiamo pagina, proprio cambiamo argomento completamente e parliamo di un altro fatto di cronaca, perché martedì
proprio durante la seduta del Consiglio regionale della Liguria, a Genova c'è stata una manifestazione di tanti giovani dell'Iran, studenti eccetera, ma anche persone adulte, persone anziane eccetera, e di tanti genovesi, tra cui molti politici vi hanno partecipato a sostegno del coraggioso popolo dell'Iran, che è sceso in piazza per le strade a rischio della propria vita. Addirittura si parla appunto di 12.000 morti e addirittura persone iraniane impiccate per le strade delle città iraniane dal regime islamico degli ayatollah. Insomma, a questa manifestazione c'è stata una partecipazione bipartisan a Genova della politica. Anche la Lega ha fatto un comunicato in cui sostiene e riconosce proprio il coraggio del popolo iraniano che lotta per la democrazia, per la libertà. Sì, allora diciamo che intanto la manifestazione che ho condiviso è avvenuta martedì e noi siamo stati degnamente rappresentati dal nostro capogruppo Sara Foscolo, perché noi in contemporanea avevamo il Consiglio regionale, sarei stato lì a sostenere questa iniziativa. Cosa osservo? Ovviamente da politico, da amministratore, da cittadino, che in realtà la sinistra, in modo demagogico, in modo anche ipocrita, considera i morti di serie A, serie B e serie C. Perché se faccio uno spaccato dell'ultimo anno, e quindi ovviamente quando ci sono delle barbarie, quando ci sono degli omicidi di massa, come è anche avvenuto in Palestina, è chiaro che noi difendiamo i poveri cittadini e continueremo a difenderli, ma li difendiamo sempre. Quindi come difendiamo i bambini e le donne della Palestina, dobbiamo difendere i venezuelani che hanno subito più di 15 anni di dittatura, di incarcerazioni, di libertà della democrazia, di libertà della parola, omicidi e desaparecidos vari. E oggi osserviamo che studenti che vogliono soltanto la libertà culturale, la libertà di espressione, la libertà di vita, la libertà di democrazia, vengono uccisi perché un regime dittatoriale, un regime pagato ovviamente, come stiamo osservando, anche da club o da società che si creano di fondazioni che poi armano il terrorismo, e noi dell'Occidente dobbiamo osservare e dire che abbiamo sempre torto. Per cui io invito i cittadini, non quelli schierati, non quelli che tifano una squadra o un'altra, ma di usare il cervello e di non mischiare vittime di serie A e serie B come fa il centro-sinistra. Noi in realtà, che siamo persone serie, noi rinneghiamo tutto quello che diventa oppressione, tutto quello che diventa teocrazia, e difendiamo la democrazia. Quindi sicuramente sono a favore di sostenere, per quello che è il nostro pensiero, perché poi lo sappiamo tutti, e questo lo rimandiamo anche a coloro che difendavano la PayPal o quello che ne corrispondeva, che poi ci sono gli enti governativi, c'è il sistema di elezione, per cui dobbiamo anche accettare che chi eleggiamo nei vari ruoli possa, nel rispetto delle regole, fare quello che è nelle sue condizioni. Ma non possiamo spaccare sedi della stampa, non possiamo mettere a fuoco o bloccare le stazioni solo quando ci interessa, oppure la CGIL riunire il popolo perché il suo segretario nazionale vuole diventare un parlamentare. Lasciami dire una battutaccia, ecco, diciamo così. Da Genova è partita la flottiglia verso Gaza per aiutare il popolo gazawi, ma non è stato organizzato nulla al momento, nemmeno una barchetta, una raccolta fondi, una raccolta viveri, eccetera, soltanto alcune parole di sostegno per e lo chiarisco, coraggioso popolo iraniano che è sceso in piazza contro il regime islamico. E con questo mi permette una risposta con una battuta, perché sulla flottiglia ci si poteva andare con Rolex, probabilmente in Iran non ti permettono neanche di entrare. Esattamente, allora ti ringraziamo ancora, seguiamo qui il nostro collegamento con te, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.
Ciao Armando. Grazie Fabrizio, buon lavoro a tutti e un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffioni.